che hanno fatto il warm up di questo ottavo appuntamento 2024 della Jam qui in stanza. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Subito, così per rompere un po' il ghiaccio, io volevo chiedervi com'è nato il nome Actopasa. Actopasa significa piovra o polpo in nepalese, deriva appunto dall'inglese octopus. In realtà il Nepal è uno stato continentale che non ha sbocco sul mare e quindi parlare di piovere in Nepal è un po' fuori luogo, e questa è proprio una metafora che abbiamo voluto rimarcare nella nostra musica, che appunto inserisce elementi che non sono comuni e noti alla nostra cultura di provenienza, e quindi il fatto di inserire parti sperimentali o comunque medio orientali all'interno dei nostri brani si ricollega alla scelta del nostro nome. Infatti notavo che comunque anche tutti i titoli sono comunque in o inglese o in altre lingue, giusto, dei vostri brani maggiormente. Esattamente. Sì, alcuni sono proprio inventati, cioè Ok. non sono parole che ci siamo inventati noi, però tante invece vanno a riprendere dei concetti legati al sanscrito, o comunque della terminologia che ha del significato che abbiamo voluto dare ai nostri brani. Allora, la particolarità loro è che prima li ho definiti lisergici, nel senso che comunque hanno un bassista, chitarrista e batterista senza voce, ed è stato un... Allora, io mi muovo un po' male su questi generi, ma un po' stoner, un po' psichedelico. Come definireste comunque quello che fate? Allora sì, diciamo il filone principale è quello psichedelico. Non ci piace inquadrare, avere degli schemi fissi. Noi è quello, diciamo che è il genere che è sorto spontaneamente suonando assieme, e non si è avuto bisogno della voce. Certo. Ecco. E appunto ci piace riprendere sia parti più spinte, più stoner, e anche parti più sperimentali, giocare un po' con gli effetti e quindi andare sullo psichedelico. Ma per voi è la prima volta qui in stanza? Sì, è la prima volta. Com'è stato l'impressione? Visto che comunque siete stati e avete fatto un live, che è una cosa che adesso ci stiamo impegnando a fare più o meno ogni settimana o a cadenza insomma almeno mensile, come vi è sembrato come luogo? Beh, allora io ero venuto già un paio di volte qui l'estate scorsa, e questa però è la prima volta che suono qui e io personalmente mi sono trovato benissimo. Una strumentazione ottima, dal punto di vista musicale la strumentazione era ottima e anche l'acustica era perfetta, ma soprattutto a livello di vibe, di atmosfera, la gente, mi è proprio piaciuto, anche l'organizzazione sinceramente, perfetta. Bene, fa molto piacere. Nulla di negativo veramente stasera. Per un mercoledì tra l'altro. No, esatto, sì. Ma invece io ascoltandovi sono arrivato in realtà live già iniziato, ma stavo ascoltando la diretta dalla macchina mentre arrivavo, e i vostri brani danno delle immagini, secondo me, cioè almeno ascoltandoli da ascoltatore danno delle immagini. Voi ragionate mai sull'immagine che date sul brano? Come componete? Ma solitamente non pensiamo ad un'immagine, pensiamo prima di tutto a una melodia. Ci è capitato però di recente di fare un brano, che abbiamo suonato anche questa sera come terzo brano, che è stato pensato proprio per accompagnare delle immagini di un film. E questo forse è stato un modo compositivo diverso per noi, che però ci ha dato degli spunti molto interessanti e ci ha permesso di creare un brano gemmato che abbiamo riportato anche questa sera, con un ideale specifico che era quello di appunto creare una colonna sonora per un film indipendente. Ok, e questo film si chiama? Si chiama Ultra West, come il brano, Ok. come il brano stesso, ed è un documentario che parla dell'ultra running in Colorado.
Ok, ultra running, spiegami per un... Ultra running come lo spiegheresti a tua nonna, tipo? Sono quelle persone che si cimentano a correre le 100 miglia, che corrispondono a circa 160 km, Ok, in meno tempo possibile, verosimilmente entro le 24 ore. ok. Beh, figo. Devo dire che comunque poi l'atmosfera ci sta. Molto bello, deve essere molto figo. Andremo in cerca. Cioè, questo è Sì, già un consiglio. Esatto, il film deve ancora uscire. Ah. Attualmente è stato iscritto al Trento Film Festival, sapremo i risultati verso fine aprile se verrà preso o no, però noi siamo comunque contenti di aver contribuito alla creazione della colonna sonora in parte e di aver realizzato un brano che è stato presentato nel film come primo brano, quindi brano Certo. di Cipit. Che bomba, beh, bello. Sì. Poi le candine fighissime. Sì, l'hai vista? Sì. No, cazzo. Assistente. Assistente, capito? Allora, adesso abbiamo sta cosa che cerchiamo un po' di raccogliere col tempo, che sono dei consigli dalla gente che gravita attorno alla stanza, che sono 3 libri, 3 film e 3 album. Possono essere 4, possono essere 2, non è necessario rispettare alla lettera questa cosa. Però molto spesso da queste domande nascono altri discorsi o comunque raccogliamo sempre qualcosa di curioso. Con cosa vuoi iniziare? Con cosa voglio iniziare? Con cosa voglio iniziare? Allora, vediamo un po'. Beh, facile. Allora, per me, personalmente, probabilmente solo per me, non per il resto della band, un album che mi ha, diciamo, un po' cambiato la vita quando l'ho ascoltato la prima volta è stato Lateralus dei Tool, Ok. quindi progressive metal, un album del 2001, diciamo ha cambiato il mio modo di pensare, di vedere la musica. Poi negli anni appunto ho cominciato ad ascoltare altre cose, però quello è stato, diciamo, un punto di partenza molto importante per me. Cosa faccio? Dico anche film e libri? Sì, certo. Ok. Allora, beh, libro... beh, forse film è un po' più facile. Non è un film... Allora, Lynch lo considera un film, che è la terza stagione di Twin Peaks, Ok. che è uno spettacolo, secondo me è un'evoluzione del concetto di film che appunto nuovamente ha cambiato il mio modo di percepire il cinema, diciamo, soprattutto così lungo, diciamo. E come libri non saprei. Al momento sto leggendo una serie di libri di una scrittrice che si chiama Emily St. John Mandel, che ha scritto anche un libro che si chiama Station Eleven, che poi è diventata anche una serie TV, che praticamente parla di come le persone di tutti i giorni reagiscono quando succede qualcosa di tremendo nella loro vita, che può essere appunto una pandemia, come è successo a Station Eleven, e come la gente di tutti i giorni praticamente reagisce a queste tragedie. C'è un po' uno studio? Sì, Come? psicologico. Ok. Molto psicologico. Ecco. Beh, capita a fagiolo perché ieri sera abbiamo nominato l'ultima stagione di Twin Peaks, per cui è incredibile, perché molto spesso finiva nel locale che facevano il live, no? Mhm. Giusto? Sì, sì. Per cui ci interrogavamo un po' su sta cosa ed è incredibile che spunti il giorno dopo, così a random. Secondo me la stanza è un po' linciano come posto, quando Sì, ci entri dà un po' l'impressione di essere un set di Lynch. Sì, assolutamente. Beh, sì, allora, sempre... Allora, beh, è figo che comunque ognuno del gruppo dica un libro, un film e un album. Per un X motivo. Cioè, non deve essere per forza il tuo preferito. Allora io, album, parto da un album che mi ha dato tante, secondo me, buone cose che mi hanno portato poi a comporre anche quelle che sono le canzoni della nostra band, ed è un album che si chiama banalmente I-O-1, cioè è il primo album dei Naxatras. Che non conosco. Andrò in cerca. Ed è un
album che ho apprezzato tanto, ascoltato, riascoltato, ho visto live più volte e consiglio a chi ascolta musica psichedelica o comunque gli piace un rock psichedelico che mescola quelle che possono essere sonorità medio orientali o comunque mediterranee da un certo punto di vista. La band è greca, quindi appunto Ok. mette tanto dentro di questa sonorità. E si chiama? Naxatras la band. Naxatras. Ok. Naxatras. Naxatras, O pardon. Naxatras, non so Ok, come si ok, può ok. pronunciare effettivamente. Invece film? Film, allora ne cito uno Mhm. che ho visto di recente, non troppo di recente, ma comunque abbastanza di recente, che mi ha stupito, se non altro, da un punto di vista anche della storia, comunque è molto attuale, ma anche per un discorso proprio di colonna sonora, che a me ha preso tanto. Che il film è Io Capitano. Ok, E, sì. e però quello che mi ha spiazzato, che non mi aspettavo sinceramente quando sono andato in sala, è stato di ascoltare tutta una serie di musiche strumentali registrate da Tina Riven e Tamicrest, che sono due band che suonano desert rock, che hanno creato delle colonne sonore veramente belle, che si abbinano da Dio a quelle che sono le immagini del deserto e del viaggio che fanno queste persone per avvicinarsi alla costa mediterranea. Ok. E queste melodie suonate con la chitarra sono veramente emozionanti e da un punto di vista musicale mi hanno Sì, colpito. sì, un sì, sacco. ti ha colpito. Erano lì anche per vincerlo comunque io con Io Capitano. Ah no, aspetta, abbiamo detto libro manca, giusto? Libro, mi è rimasto un libro nel cuore negli ultimi anni che non sono ancora riuscito a trovare uno migliore, che è Shantaram. Ok. Che, seppur un bel malloppo, mi ha trasportato in un viaggio, una fiction che ho fatto fatica ad uscirne e mi ha ovviamente trasportato in tutto quello che è il mondo dell'India, che è comunque un mondo che anche dal punto di vista nostro musicale ci colpisce, ci prende, È presente. se non altro anche proprio a livello culturale, religioso e ci piace. Ok, bomba, grazie. Passiamo il microfono a Silvio. Sì. Ok, sto memorizzando piano piano. Beh, poi da cosa vuoi partire Silvio? Album? Va bene, album. Allora io consiglio a tutti Shelter Song dei Temples. È un album del 2013 mi sembra, di questa band inglese del catering. Ed era una cosa che secondo me non si sentiva da tempo, almeno all'epoca quando è uscito. Ha ripreso un po' le sonorità degli anni 60, ha ricreato un po' quello spirito. E sempre su quest'onda qua, su questa sintonia direi anche il film che è The Dreamers Ok, certo. Dottor Lucci, e appunto mostra questi giovani sognatori. Già seconda volta Dreamers che è stato citato qui. Sì, gran film. Sì. E poi come libro avevo iniziato a leggere il libro rosso di Jung, però l'ho interrotto per un'altra lettura che è Peter Rabbit. Cioè, no, Di no, Beatrix Potter, diciamo per molti lo considerano un libro da bambini perché parla delle avventure di sto coniglio che fa i dispetti va sull'orto di un contadino Ok. che fa le carote, però non ti dico. No, ha una doppia lettura. No, scherzo. Secondo me è un gran libro. Che si chiama? È molto quindi? leggero. Pink Rabbit? No, Peter Rabbit. Peter Rabbit. Ok. Peter il coniglio in inglese. Ok. E in italiano. Io ho visto che il vostro, credo, ultimo disco si chiama Journey to the Pink Planet, no? Cos'è il Pink Planet? Dove sei meglio di me? Ho passato il microfono a me perché non lo sa nessuno. Quindi dovrei sparare una supercazzola adesso in teoria. No, allora, se vado a memoria, noi ci siamo trovati in un locale, a un certo punto avevamo una serie di tracce più o meno pronte e stavamo cominciando a visualizzare appunto l'album e abbiamo cominciato a pensare a come vedevamo sia il processo di creazione dell'album sia
sia l'album nella sua totalità che cosa rappresentava, diciamo. Ed è venuta l'immagine, diciamo, del viaggio, quindi quella è stata la prima, diciamo, la prima immagine che abbiamo visto quando abbiamo pensato all'album. E poi ad un certo punto, giocando un po' con le parole, abbiamo pensato un viaggio verso un pianeta, ma verso un pianeta di quale tipo? Appunto, secondo me, anche ricollegandoci al nostro nome, andiamo comunque a pensare un po' a un viaggio astratto, diciamo, un viaggio della mente, ecco. E quindi Pink Planet, cioè nel senso non è un pianeta, nell'immaginario collettivo c'è magari un pianeta blu, c'è un pianeta verde, c'è un pianeta rosso, un marrone, però un pianeta rosa non esiste, non entra nell'immaginario. E quindi ci siamo immaginati di viaggiare verso un pianeta rosa che in verità è un viaggio interiore. Ecco, quindi l'album, per come l'abbiamo vissuto tutti noi, è stato un album ispirato da periodi di cambiamenti che abbiamo vissuto tutti, sia come band sia come individui, e diciamo che questo nome, quando lo abbiamo pensato e rimusinato un po', ha trovato risposta, diciamo, nella nostra mente. Sì, è stato, ha creato l'immaginario. Esatto. Scusami, ti rubo, Silvia. Penso di aver spiegato. Beh, se posso permettermi di dare un consiglio anch'io, ascoltatelo che è figo. Ciao, grazie Ectopasa, grazie ragazzi. Grazie mille. Grandi.